Ragazzi del 99 sì, ma della droga lungo il Piave. Sì, nella giornata di sabato scorso abbiamo tratto in arresto due giovanissimi, per l'appunto nati nel 99 e nel 98, e loro avevano allestito un vero e proprio emporio della droga su quattro gomme. Un secolo fa combattevano contro il nemico, mentre oggi i loro pronipoti sono imprenditori della droga. 18 e 19 anni, con un vero e proprio negozio di stupefacenti su gomma nel baule dell'auto di papà. E questa è la storia di due giovanissimi, un trevigiano dal cognome molto conosciuto in città del 99 e un sandonatese, ma da tempo residente a Jesolo, del 98, fermati ed arrestati dagli agenti della squadra mobile trevigiana. Non un controllo a caso, ma l'ennesimo risultato di una serie di indagini sul mondo dello spaccio in città e in provincia, che nello specifico ha portato a fermare domenica sera una punto nera con gli occupanti che hanno subito dato segni di nervosismo alla richiesta dei documenti. Tutto nella normalità però, fin quando gli agenti non hanno chiesto di aprire il baule dell'auto. Avevano all'interno del baule 7 kg di marijuana, circa 7 kg di marijuana. Sotto il tappetino nascondevano oltre 3.000 euro, 3.500 rossi euro. Particolare non secondario per le indagini ancora in corso, il fatto che i due giovani tornassero con il carico di stupefacente da Jesolo. Le rotte della droga sono a doppio senso di circolazione e al momento stiamo sviluppando tutti gli accertamenti necessari per capire quale fosse la trama dello spaccio che era stata posta in essere dai due giovanissimi.